Certottica ha organizzato oggi un importante evento che si inserisce nell'ambito delle iniziative che la Regione Veneto sta proponendo già da qualche anno, le STEM in rosa. Sono iniziative con le quali la Regione intende stimolare nelle giovani generazioni femminili l'interesse nei confronti delle professioni tecniche e scientifiche che insomma sono ancora d'appannaggio prettamente maschile. Le lauree STEM sono le lauree di scienze, matematica, tecnologia e ingegneria. Ci sono sfortunatamente ancora poche donne che si iscrivono alle lauree cosiddette STEM. Lo scorso anno accademico sono state solo il 18% delle donne iscritte a lauree STEM rispetto a tutte le iscritte a corsi universitari, e all'interno delle lauree STEM ci sono solo il 36% di donne, quindi è un numero ancora molto piccolo. Con questo non voglio dire che sia importante iscriversi solo alle lauree STEM, perché è importante scegliere ciò che è più vicino alla propria indole e considerare che per tutto il tempo della vita ci si dovrà aggiornare, studiare, specializzare. Però questa è già una buona base di partenza rispetto alle richieste che oggi ha il mercato del lavoro. L'evento di oggi è stato organizzato da Certottica in collaborazione con FIDAPA, la sezione di Belluno, e con il patrocinio del Comune di Belluno. Abbiamo invitato rappresentanti importanti della nostra vita sociale, imprenditoriale, professionale, e oltre alle relatrici professioniste abbiamo invitato poi le scuole, che hanno accettato con altrettanto entusiasmo di partecipare all'evento di oggi, e erano presenti in sala una sessantina di studentesse e anche qualche studente delle scuole superiori della nostra città, che hanno partecipato attivamente al confronto e dimostrando quindi sensibilità verso questa tematica. L'incontro di oggi secondo me aveva questo fine, quindi io mi sono, diretta, sicura verso questa strada di lanciare, se possibile, un messaggio alle ragazze, che è principalmente quello di non volersi porre da sole dei limiti riguardo alle professioni che generalmente vengono considerate professioni maschili, che siano esse quelle tipo la mia, cioè lavorare nella Polizia di Stato, o che siano professioni come quelle dell'ingegnere, piuttosto che dell'avvocato internazionale, piuttosto che il medico chirurgo, il medico in generale. Quindi il messaggio fondamentale secondo me era questo, di non doversi porre dei limiti, di mettere proprio tutta la propria passione in qualunque mestiere uno scelga di fare, che poi sia un mestiere considerato maschile o che sia anche un mestiere considerato femminile, non ha importanza, quello che conta è la passione per raggiungere l'obiettivo. Il messaggio che voglio dare ai giovani che oggi si presentano di fronte al mondo del lavoro è di seguire le proprie passioni e i sogni, e di assecondare tutte le aspirazioni che hanno. Quindi, al netto di pregiudizi e di barriere mentali, potranno ottenere quello che hanno sempre desiderato e realizzare i loro desideri.